Una fiera consolidata a livello nazionale è giunta alla sua 34esima edizione. Il McFruit si sposta da Cesena a Rimini senza perdere la sua attrattiva per i produttori veneti. Anche per una questione di vicinanza sono le aziende polesane le più presenti e attive. 11 imprese agricole anche in questa edizione e i 2 consorzi di tutela di insalata di Luisia e aglio bianco DOP. Noi siamo stati tra i fondatori degli essere Luisia e Veneto all'interno del McFruit. Siamo partiti in 4 aziende col consorzio ed ora si può vedere cos'è diventato, diciamo, la nostra presenza. Occupiamo circa 500 metri di spazio, quindi è molto importante. Cos'è il tema? Noi crediamo che sempre di più dobbiamo portare la biodiversità e il prodotto sano ai nostri consumatori, quindi ecco perché il tema di questa manifestazione è dove noi come Incerata andiamo a presentare anche una novità, diciamo, a portare il marchio a casa del consumatore, quindi un monocespo ben già confezionato che dovrà andare a casa del consumatore. Per il 5º anno consecutivo la filiera polesana ha scelto di occupare interamente uno stand di quasi 400 metri quadri per i propri affiliati. La vetrina delle eccellenze agroalimentari del Delta hanno supporto della Camera di Commercio e dell'Opo Veneto. Stiamo vedendo in questi anni proprio una ricerca nei confronti dei prodotti a marchio dettati dall'esigenza del consumatore di avere un prodotto di qualità legato a un territorio e che dia una garanzia di salubrità. L'export è una nicchia, è una piccola nicchia, ma che proprio in questi ultimi periodi vediamo che abbiamo una richiesta maggiore, soprattutto di attenzione di un prodotto sulla qualità del prodotto. Se fino a qualche tempo fa la prima cosa che l'estero chiedeva era il prezzo e quindi non eravamo assolutamente competitivi perché la qualità italiana si deve anche pagare, perché diamo delle risposte importanti in termini di sicurezza alimentare, in questi ultimi periodi vediamo proprio un'attenzione alla ricerca alla qualità anche da parte dell'estero. Alla fine quello che sta dietro a questo marchio, che non è un marchio commerciale ma è un marchio di un territorio, quindi legato in questo caso alla DOP, alle tradizioni, quindi il saper fare un certo prodotto e a saperlo trasformare e presentare ai consumatori con una sicurezza alimentare, tracciabilità, dove mettiamo anche sull'etichetta in modo obbligatorio il nome del produttore proprio per dare il massimo della garanzia e tracciabilità. Un punto di vanto per chi può dimostrare di aver trattato integralmente il prodotto, dal seme alla distribuzione, passando per trasformazione e packaging. Diciamo che il mercato è un po' l'organizzatore, entra in quello che è nel vivo dell'organizzazione di queste aziende che si propongono per il 5º anno consecutivo a questa manifestazione e che anche hanno trovato un discreto successo da queste presenze. È un ruolo importante. Diciamo che nel tempo ha anche mutato quello che è un po' la sua attività, è passato, mantiene quelle attività di commercializzazione ovviamente, ma si dedica anche molto di più ed investe anche in quello che è la promozione. Una produzione ottimale non sempre però si concilia con prezzi soddisfacenti per i produttori. Stiamo entrando nel vivo di quello che è la produzione primaverile, quindi abbiamo la miglior qualità disponibile durante l'anno e proprio in questo periodo. In termini di volume siamo stabili, non abbiamo grosse variazioni. I prezzi alle volte sono un po' deludenti a dire il vero, ma queste sono dinamiche di mercato che coinvolgono non solo Lusia ma un po' tutti i mercati. È il Veneto nel suo insieme a puntare sulla tradizione ortofrutticola. Col Diretti Regione Veneto hanno sottoscritto un'intesa a sostegno di aziende e cooperative locali, ma anche senza particolari intese il settore è in costante movimento. Il Veneto, per quanto riguarda l'orticoltura e l'ortofrutta, ha una importanza assoluta a livello nazionale. Ne sono testimonianza sia le organizzazioni di produttori presenti, le cooperative, i tanti produttori che in tutto il Veneto lavorano e producono una varietà enorme di prodotti. Per quanto ci riguarda, naturalmente, noi siamo qui a rappresentare, anche se oggi il prodotto è terminato, ormai siamo a fine stagione, a rappresentare il radicchio di Treviso e il radicchio variegato di Castelfranco. E lo rappresentiamo con un certo onore, anche perché abbiamo concluso il ventennale di costituzione del Consorzio di tutela
con dati sia qualitativi che quantitativi dell'ultima annata di assoluto rispetto. Andiamo infatti a superare, ad avvicinarci al 1,5 milioni di chilogrammi prodotti di prodotto certificato, che è un record storico assoluto per il nostro consorzio. Ci sono prodotti della terra e sottoprodotti che nascono dalle materie prime, operando con capacità e pure un pizzico di fantasia. Si può fare il sorbetto, noi facciamo poi un pesto di insalata già confezionato, facciamo un'insalata in saor come si riprende dalle famose sarde. Ecco, sono ricette quello che si può fare con l'insalata in cucina. Ecco. Oltre che mangiarla cruda, che è l'ideale. Questa è una birra a radicchio. È nata come prova e adesso è proprio un prodotto consolidato, sta suscitando molto interesse sia per la grossa distribuzione che per anche i piccoli assaggiatori così. È una birra molto raffinata, è una birra che viene prodotta in un birrificio friulano, è fatta esclusivamente per noi, è una birra che ha un buon sapore con un retrogusto a radicchio, ha un bellissimo colore ambrato e mantiene comunque le proprietà del radicchio. Quindi ha anche dei valori nutrizionali che rispecchiano anche la salute, insomma. E ha una particolarità che continua a fermentare dentro la bottiglietta, praticamente nella confezione, e questa fermentazione gli procura le bollicine naturali, non c'è aggiunta di gas. E il sapore di questa birra qua è in continua evoluzione grazie a questa fermentazione continua che fa. Un comparto con un fatturato annuo di 755 milioni di euro, un territorio di 47.000 ettari destinato alle coltivazioni. Questo è il Veneto al McFruit. Ci presentiamo come un sistema che cerca di offrire servizi e prodotti a tutta la filiera dell'ortofrutta. Siamo presenti come produttori ma anche come chi collabora nella filiera, da chi fornisce le piante, chi fornisce servizi anche finanziari, imballaggi, tutto quello che possa trasporti, tutto quello che può servire alla filiera. Il nostro tema è la sostenibilità, cioè in senso generale, dall'ambiente, che è la cosa più importante per il consumatore, a quello che è la sostenibilità sociale e economica di tutta la filiera, produttori inclusi. A noi chiedono soprattutto qualità, ma il prodotto deve arrivare da un territorio che abbia un'origine conosciuta, che abbia una carta d'identità pulita, cioè che l'ambiente da dove è cresciuto sia a posto, perché altrimenti, per quanto il prodotto possa essere buono, non viene apprezzato. I radicchi, la famiglia dei radicchi è uno di quelli, sono degli ortaggi che non hanno perso mercato, anzi l'hanno guadagnato negli ultimi 10 anni, a differenza di tutte le altre categorie che invece l'hanno perso.